diciamo, la provincia di Treviso a livello economico sta tenendo, ma si notano sia dei segnali di cambiamento nella composizione del tessuto economico, e c'è dinamismo, ma bisogna portare particolare attenzione alle categorie deboli, quindi attenzione alla questione demografica, all'aumento delle persone che hanno bisogno di sostegno per motivi di salute, quindi validità civile e indennità di accompagnamento per la popolazione che invecchia. Particolarmente interessante ritengo il dato degli inattivi, su cui bisognerebbe cominciare a fare delle riflessioni, soprattutto degli inattivi, della diffusione e dell'aumento degli inattivi nelle fasce di popolazione più giovane. Ecco, perché cosa comporta? Perché sono risorse su cui investire, sia come formazione, perché gli inattivi sono anche i giovani che non si stanno formando, ma anche per colmare quelle esigenze di lavoratori che stanno dimostrando spesso le nostre imprese sul territorio, e quindi questo è un bacino su cui investire, capire i motivi dell'aumento e cercare di diminuire la quantità di inattivi nella provincia. C'è anche un problema di contributi, no? Immagino. Sicuramente è quello, perché ovviamente le persone che non lavorano non c'è ma anche per il loro futuro, perché poi chi non ha una carriera lavorativa verosimilmente non avrà per la vecchiaia degli strumenti di sostentamento.